Ok, e dovremmo essere live, credo. Cara Vania, noi tanto siamo tranquille. Io vado a Certo, frugare subito su YouTube a vedere se è vera questa cosa che siamo in live. Però sì, mi è arrivata la notifica, quindi dovremmo essere propriamente in live. perfetto. Ma verifichiamo, verifichiamo. Io non vedo niente, ragazzi, ve lo dico, dov'è qua? Devo sempre litigare con tutto ciò. Ah, siamo in live, sì, 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 Siamo in sì. live. Perfetto, Ci perfetto. siamo, ci siamo. Ecco qua, c'è Ima, già, sì, sì, ci vediamo. Benissimo, benissimo. Buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova puntata live del canale Labirintando con Iana. Io sono sempre la vostra Iana e Koga di fiducia e oggi con me abbiamo la carissima e meravigliosa Vania. Ciao Vania, benvenuta. Grazie mille e sono contenta di essere sul tuo canale. Per me è la prima volta. Sì, Per cui infatti, grazie dell'ospitalità. infatti sono molto felice, Vania, perché ci conosciamo da un sacco di tempo, ci siamo sempre incontrati in territori neutri, né mio e né tuo, ma Sì. questo giro sono proprio felice di averti qua. Grazie per aver accettato l'invito. Sono davvero felice perché ci stavamo rincorrendo da un po' tra una cosa e l'altra alla fine. Vabbè, L'abbiamo fatta. ce l'abbiamo fatta finalmente. Allora, era già da un po' che stavo pensando di invitare Vania, ne parlavo infatti anche con insomma, le persone che mi seguono, abbiamo tante persone in comune che ci seguono, entrambe. Il canale di Vania, lo ricordo, è il riflessometro. Poi magari metto anche il link specifico così quando volete andare a frugare nei suoi contenuti potete farlo direttamente. Però che cosa è successo? È successo che è un periodo che sto riflettendo moltissimo sugli stati di coscienza, cioè sto lavorando, non solo riflettendo, ma proprio lavorando sugli stati di coscienza, sul lavoro onirico, tutta una serie di cose. E ovviamente Vania arriva sempre in soccorso con qualcosa, cioè io intanto frugo le cose che pubblica Vania e ci sono sempre degli spunti, no? Dei feedback, diciamo. E aveva scritto un articolo per il suo blog che si chiama Le chiavi di Hermes. Sì, giusto? È giusto? Ho Le detto chiavi di giusto. Hermes. Ho detto Perfetto. giusto. Che parlava del guardiano della soglia. Mi sono arrivati, cioè diciamo che è talmente strutturato bene che è riuscita a fare proprio come posso dire, un rimando immediato di tutta una serie di analisi e di pensieri che avevo fatto. Quindi ho detto, no, vabbè, ma adesso glielo chiedo a Vania se viene sul mio canale a parlare di questa cosa e ci confrontiamo. Vania è subito disponibile, è gentilissima e mi fa davvero piacere che tu sia qua. Ci sono belle donne anche che ci seguono su YouTube, c'è anche un signore del Nuraghe che ci segue sempre e mi fa molto piacere che, insomma siamo già seguite. Allora, Vania, dai, partiamo direttamente a bomba, come faccio sempre io. Allora, ringrazio tutti quelli che ci stanno seguendo, ho ringraziato anche te. E parto subito dicendo, Vania, ti presenti tu per chi non dovesse conoscerti, cioè piuttosto che dire io Vania, io posso dire quanto le voglio bene, come ci siamo conosciute, però chi è Vania divulgatrice, Vania ricercatrice? Raccontacelo tu direttamente. Ah, presa così alla sprovvista. Intanto saluto tutti. Allora, io sono una persona che si è sempre interessata di certe tematiche di sviluppo interiore, personale, soprattutto spirituale, perché da quando sono bambina che mi chiedo chi sono io e cosa sto a fare al mondo. Però il primo approccio, quello diciamo più diretto, l'ho avuto con il mondo delle cure naturali. Perché prima mi occupavo di cure convenzionali, poi sono passata alle cure naturali, per cui mi occupo di naturopatia, mi occupo di morfopsicologia, che ho scoperto questa meravigliosa disciplina che legge i volti delle persone, ma non è fisionomica, per cui è priva di pregiudizi, ma si basa su quelle che sono le leggi universali, per cui è veramente più profonda e attendibile. E poi ho una passione da 30 anni, posso dire, che ho iniziato da sola, poi ho iniziato, poi dopo ho proseguito facendo dei corsi con alcuni maestri, tra cui Carlo Paredi, di astrologia. Dico, ho iniziato da autodidatta facendo temi natali proprio partendo dai fogli bianchi con riga, squadra e compasso, facendo tutti i calcoli sessagesimali, per cui ogni tema natale erano ore di lavoro.
e studiando i testi di riferimento, poi quando ho cominciato a fare questi corsi sono passata a un tipo di astrologia egizia con una tradizione egizia legata poi alla spagiria, per cui mi occupo di astrodiagnosi, se così possiamo dire, legata a delle cure spagiriche che vanno secondo segnature in base al tema natale. Poi sì, ho fatto anche altre cose collaterali, ho corsi di approfondimento sui fiori di Bach e sulla psicogenealogia. Questo è il quadro generale. Poi ho le mie passioni, i miei filoni, ogni tanto mi prende l'argomento di quel momento, approfondisco quello. E poi, vabbè, la ricerca spirituale nel senso di un percorso che si fondi su insegnamenti che poi sono insegnamenti universali e soprattutto sulla pratica personale, perché senza pratica tutto è morto. Ecco, ho riassunto tutto. Sei stata Poi molto vabbè, sono brava, brava a riassumere tutto in così poco tempo, brava, sì, poi bravissima, vabbè, sono c'è mamma, molto di sono, più. cioè le cose, ecco, le cose che riguardano la vita, ho le mie passioni anche io, amo dipingere, disegnare, amo cantare, ci sono un sacco di cose, ma quelle sono pur parlé. Il nocciolo è quello che ho detto prima. Grazie Vania, grazie. Allora, oggi parliamo di Guardiano della Soglia, Vania. Senti, ma quando parliamo di Guardiano della Soglia, parliamo solo di sogni? No, 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 non parliamo solo di sogni. Il guardiano della soglia si trova in stati, diciamo, di coscienza non ordinaria, definiamola così, però può capitare anche in stati di particolare rilassamento che questo possa manifestarsi all'improvviso. È che a volte il confine tra ciò che è interiore e ciò che percepiamo esteriormente è sottile. Essendo che si tratta, secondo molte tradizioni, di un prodotto, di un qualcosa che appartiene alla nostra interiorità, è chiaro che può apparirci alla vista interiore come alla vista esteriore e può apparirci sia nello stato onirico di sogno come in uno stato di veglia. Infatti, se ci pensate, se ci pensiamo tante volte mentre dormiamo e pensiamo allo stato onirico, ci sono momenti in cui il corpo dorme molto profondamente, però la coscienza del sogno è altamente vigile, molto attiva, tanto che si può arrivare a dei sogni lucidi, a dei sogni che lasciano un segno profondo dentro di noi. E può capitare che il guardiano della soglia si manifesti in un sogno. Poi si può manifestare in stati di meditazione profonda, per esempio se si fa meditazione, può comparire quando siamo molto stressati, quando siamo in periodi di vita in cui abbiamo bisogno di un aiuto, sembra che siamo arrivati al fondo, no? Che come si dice lo stiamo pure grattando per andare ancora più in basso, ci troviamo in momenti della vita in cui dobbiamo prendere delle decisioni o fare delle scelte, allora può comparire. E quando si parla di visione, che ci compare, può essere una visione, ripeto, interiore, in questi stati di coscienza borderline o di sogno, oppure può capitare che vediamo anche delle immagini che noi percepiamo come esteriori, perché in fondo poi l'interno va verso l'esterno, come un proiettore, no? Immagini che poi vengono proiettate fuori. Per cui sì, in sogno, ma non solo. Ma non solo, ma non solo. Questa è una cosa molto importante perché spesso e volentieri si parla di Guardiano della Soglia solo dal punto di vista onirico. È un aspetto, Invece diciamo, no. una sfumatura del Guardiano della Soglia quando facciamo delle pratiche oniriche o anche dei lavori onirici a livello intellettivo, Certo. ma non è solo lì. Quindi la domanda successiva è questa, Vania. Che cos'è il Guardiano della Soglia per te e che cos'è in linea generale secondo un immaginario, diciamo, abbastanza solido in ambito esoterico? Allora, per me personalmente, perché come ti dicevo prima di iniziare la diretta, io mi sono ritrovata a vivere delle esperienze che mi hanno portato poi ad approfondire l'argomento, perché in realtà ho proprio fatto un'esperienza diretta e un'esperienza simile è capitata anche ai miei figli e a persone amiche, persone che conosco. Io l'ho vissuto come una prova, come un ostacolo, era proprio una sfida, un ostacolo che io dovevo superare in quanto dovevo vincere una paura profonda, cioè il fatto di affrontare qualche cosa che per me rappresentava l'ignoto, un qualcosa che io
non avevo mai affrontato, non avevo mai visto e mi ha insegnato una cosa, questa, la dico proprio così, a bomba, come dici tu. Mi ha insegnato che quando si affrontano le cose ci sono diversi livelli ai quali possiamo accedere per affrontarla e per poterla superare. Per cui quando mi si è manifestato nella classica forma con il cappuccio, il mantello, questo essere nero forte e potente, io in quel momento ero in stavo vivendo un'esperienza di uscita dal corpo, cioè il corpo dormiva molto profondamente, però era un periodo, perché io vado a cicli, non è che sono io che me le impongo queste cose, ci sono particolari periodi della vita in cui mi succede, mi succedeva o mi succede. Ed era un periodo in cui tutte le sere io puntualmente uscivo. Quando quella sera, in quel momento lì mi è capitato di uscire, ho visto, ho percepito questo essere gigantesco con questa immagine così forte e l'ho sentita sia su un piano energetico, perché avevo un'energia opprimente, potentissima, schiacciante, e poi l'ho visto chiaramente con la vista interiore, perché il corpo dormiva, per cui non era una vista fisica, l'ho visto per com'era in questo aspetto. Ecco, quello che io ho sentito, perché lì sono andata a sensazione e anche, come dire, a consapevolezza, a coscienza, seppur di un livello differente rispetto alla coscienza di veglia, quel livello lì è molto più amplificato rispetto alla coscienza di veglia, ho sentito che dovevo rientrare immediatamente nel corpo, cioè mi sono rientrata, ho compreso che il corpo spesso e volentieri è uno scudo, è una protezione rispetto a certe dimensioni e sapevo che sarei dovuta uscire su un altro piano, un altro livello più sottile. Io non so dirvi come sia successo, è successo. Mi sono trovata su questo piano più sottile e da grande che era l'ho visto molto piccolo, in lontananza, e non era nemmeno da solo, era insieme ad altri due esseri, uno nitido, l'altro che si vedeva e non si vedeva, e io ho potuto vedere che laddove erano posizionati una specie di grata, di matrice fatta come una, diciamo, un tessuto, di linee verticali e orizzontali, però era un tessuto, una matrice, ecco, dove erano queste figure, lui in modo particolare si sgretolava, si distorceva, era una realtà che spariva. Per cui ho fatto una cosa particolare in quel momento che ha rimesso a posto la matrice e ha dissolto il guardiano, per cui prova superata. Per cui ho capito che è una prova, è un ostacolo che ti impedisce di arrivare a dei livelli superiori di coscienza, però mi ha anche insegnato che per poter essere sconfitto, sconfitto tra virgolette, devi salire, cioè è necessario, è proprio imperativo salire. È un ostacolo che ha le chiavi che ti tengono in prigione, ma nello stesso tempo ha anche le chiavi che ti aprono la prigione. Per cui dobbiamo essere noi a capire come uscire fuori. Per cui per me è un ostacolo, una sfida che ti porta ad un piano successivo, a conoscere altri piani di esistenza, altri piani di realtà e sono messe lì, sono lì perché se non si è pronti non si può passare. E io l'ho Sì, vista in questo modo. Mm. sì, il guardiano della soglia è assolutamente fuori dalla materia, secondo te? O è anche Allora, parte della realtà condivisa, diciamo? ma guarda, secondo me tutte e due, perché quando si separa sempre la materia da quello che non è considerato materiale, devo dire la verità, un po' mi arrabbio, perché c'è sempre questa dicotomia, la materia brutta, cattiva, schifosa, quando in realtà alla materia va portata luce, perché è l'altra faccia della medaglia. La materia va proprio vitalizzata, rettificata, purificata, va lavorata la materia. È come prendere uno scultore e dirgli no, non puoi usare il materiale per fare la tua statua è solo nel tuo mondo delle idee. No, la materia è importante. Nella materia noi abbiamo tanti riscontri di guardiani della soglia, a volte banali, cioè il livello più basso. Pensate al custode di un palazzo. È un filtro messo in un palazzo per
stare attento a chi entra, chi può entrare e chi non può entrare. Per cui a livello molto semplice, visto che a me, io amo molto l'insegnamento ermetico e come sta in alto così sta in basso, secondo la legge dei piani di corrispondenza noi li abbiamo anche sul piano fisico. Tant'è che ci sono esperienze, io non le ho vissute direttamente, ma ho delle amiche o delle persone che ho conosciuto che hanno visitato dei luoghi sacri, dei luoghi particolari e hanno proprio visto dei guardiani, degli esseri posti in luoghi particolari e il messaggio che la loro presenza portava era no, qua non potete passare. E il bello era che non tutti li vedevano, alcuni sì e altri no. Per cui su un piano fisico denso ci sono, magari anche un po' meno denso del nostro, ma ci sono. Però ci sono anche sui piani più sottili, piani energetici, piani che noi comunemente definiamo spirituali. Ogni passaggio di livello che possa rappresentare un altro regno, un'altra entrata, un altro stato di esistenza, un altro livello di coscienza, ha un guardiano. È così che funziona perché certi mondi e certe realtà non devono mescolarsi. È giusto che restino separati in questo modo, altrimenti sarebbe il caos. Per cui tutto è strutturato secondo piani di corrispondenza. Esistono lì, a noi sembrano anche tanto di più perché è un mondo che non conosciamo benissimo, magari, però esistono anche qui. Cioè, pensate al bodyguard che si mette davanti all'entrata di un locale. Pensate a un comitato di, che ne so, probiviri in un'associazione. Cioè, sono tutte figure che comunque richiamano l'idea del guardiano e lo troviamo riproposto in tante salse. Sono assolutamente d'accordo. E qua però chiudiamo perché poi ne parliamo alla fine del discorso Sì, di un altro aspetto, però sono contenta che condividiamo questa visione. Non si tratta assolutamente solo di un essere completamente spirituale e non no, radicato, non funziona proprio così, non è proprio così la cosa, volendo, insomma, può essere affrontata anche sotto altri aspetti molto diversi. Abbiamo già una domanda che io trovo molto interessante, quindi te la sì, dico subito. sì. Il guardiano sarebbe quello che viene chiamato anche lo sfidante? Ma sì, può essere uno sfidante, perché nei concetti di Guardiano, perché io sentire lo sfidante mi viene in mente quella specie di film che hanno fatto un Sì, po' di io anni credo fa, che no? facesse Che avremmo riferimento a visto tutti. quello, sì. Proprio quello, perché infatti se vedete aveva un po' nel film c'era la figura Sì. dell'incappucciato. Sì, è uno sfidante, perché secondo le tradizioni sia esoteriche che quelle psicologiche, il guardiano è visto come anche qualcuno che sfida, è la sfida, perché è vero che fa da custode, è vero che fa da filtro, però è anche vero che è posto lì in una posizione a volte come forza ostacolatrice per noi, perché ci sono forze che vorrebbero impedire, da un certo punto di vista, la nostra trasformazione e la nostra elevazione, no? Il nostro ampliamento di coscienza. Però nello stesso tempo è uno sfidante perché ci sfida a trasformarci, cioè ci mette nella condizione di dover affrontare, questa è anche una cognizione un po' psicologica del guardiano della soglia, ad affrontare tutto quello che è il nostro lato oscuro, cioè possono essere le nostre paure, i nostri timori, le esperienze che abbiamo vissuto, che abbiamo sepolto nell'inconscio, dalle quali non riusciamo a uscire, da cui ci sentiamo perseguitati, da cui dovremmo essere liberati e siamo solo noi che possiamo liberare noi stessi. Per cui sì che è una sfida, sono paure profonde, sono attaccamenti, possono essere anche azioni che abbiamo compiuto e non abbiamo risolto perché in realtà la nostra anima non è che approvi tanto quelle azioni, per cui c'è anche una figura di giudice imparziale che però è dentro di noi, per cui sì che ci sfida. Tante volte, se noi ci mettiamo nelle condizioni giuste, da sfidante può diventare un alleato, perché è colui che ci permette poi di superarla questa soglia. Ricordiamoci che il carceriere ci tiene in prigione, ma ha sempre lui il mazzo di chiavi, come ci tiene la prigione chiusa, così ce la apre. Se noi siamo degni di poter uscire fuori da quella prigione, lui la porta ce la apre. Per cui è una sfida, sì, lo sfidante ha molto senso e tutto quello che per esempio nel film Lo sfidante veniva detto, adesso facendo mente locale,
era proprio questa marea di intasamento, inquinamento, di caos, portato sì dall'ambiente, da delle forze ostacolatrici, ma soprattutto dalla nostra mente, quella mente inferiore, mente serva, che ci intasa letteralmente di fuffa, di ciò che non serve. E quello in un certo senso sì che è una sfida, perché dovremmo andare dentro di noi in introspezione, in profondità e veramente conoscere e riconoscere chi siamo. Se non ci conosciamo e se non ci riconosciamo, il guardiano non lo oltrepassiamo. Sì, sì, anche io l'ho interpretato in questo modo, quel documentario, chiamiamolo così, che era Lo sfidante. E mi ricordo che, per esempio, in un passaggio parlava anche della questione dei voladores, no? Dando Sì, magari allo sfidante anche, diciamo, questa sembianza più parassitica, no? Rispetto sì, invece alla visione che ha il guardiano della soglia, che non è proprio così parassitica, però se ci ragioniamo bene, effettivamente lo è comunque in un certo senso, no? Perché come hai detto tu all'inizio del nostro discorso, ha proprio questa energia imponente, preponderante nei confronti della tua, cioè proprio un gioco di forze in cui cerca di portarti via quell'energia in modo che tu non sia in grado di superare quella soglia, fondamentalmente ma certo. questo è. Quindi sì, è un po' parassitica, non è diciamo come veniva interpretata in termini di Voladores, che era qualcosa proprio che ti portavi appresso tutta la vita, un'unica entità, è un pochino più complessa quella del Guardiano della Soglia, però secondo me, ecco, strutturalmente ci siamo, no? Sì, Come... sì, 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 perché allora come forma, io adesso ho citato questa forma qua che è classica, quella di questo essere incappucciato, a volte è proprio solo un'ombra, a volte c'è chi ci vede gli occhi. Ho avuto esperienze e riscontri di altre persone che hanno visto questa figura, questa immagine, ma quello che veniva associato erano occhi verdi, scusa, verdi, occhi rossi oppure gialli. Piccoli, cioè vedere proprio ste fessure o rosse o gialle, e tutti in comune dicevano di sentire questa energia opprimente e schiacciante. Io un tratto in comune che ho trovato è la compressione toracica. Più persone hanno detto che si sentivano proprio schiacciare sul torace, come se questa forza cercasse di schiacciarle lì. E tutte mi dicono che quando rientrano e tornano nel corpo, diciamo, è un po' una salvezza rispetto all'uscire. Però ci sono anche altre forme, eh. Le forme, in psicologia, per esempio, si parla di forme che sono legate alle nostre paure, che possono assumere delle forme legate alle nostre paure particolari o ai nostri vizi. Ecco, io per dare un'idea, avevo citato nell'articolo, un esempio mirabile della saga di Harry Potter. Non so se avete presente, quella puntata in cui c'è Lupin che fa l'insegnante delle arti oscure. A un certo punto porta i ragazzi ad esercitarsi, con il molliccio, per cui a cercare di trasformare le loro paure più grandi che gli sarebbero apparse, dopo che si sarebbe aperto un armadio, sarebbe uscita questa creatura che si chiama molliccio, non è che ha una forma particolare, però era in grado di assumere la forma della paura della persona. Per cui, per esempio, Aaron si trasformava in un ragno perché lui aveva questo terrore dei ragni. In Pachok si trasformava nel professor Piton. In Harry Potter si trasformava in, adesso mi scappa il nome di quelle creature che in quella puntata in modo particolare l'avevano terrorizzato. Nel professor Piton si trasformava in luna piena, perché lui, essendo un lupo mannaro, Sì, temeva e sì. aveva paura della luna piena. Ecco, a volte ci può essere la trasformazione nelle cose di cui veramente abbiamo paure profonde. Altre volte i dissennatori si chiamavano, ecco, adesso mi è venuto in mente. A volte può assumere aspetti di esseri deformati, a volte anche di forma umana, esseri deformati, animali bruttissimi, indemoni. È chiaro che questo può dare delle sfumature un po' diverse rispetto a, a quello che stanno manifestando. Cioè, quando si parla magari di bruttezza, ci possono riportare a qualcosa che dentro di noi riconosciamo come brutto, a un lato brutto dentro di noi, o a qualcosa che sul piano morale andrebbe messo a posto. Ah, quando dico piano morale non mi riferisco alla concezione di morale
orizzontale, non c'entra niente, mi riferisco a un altro piano, in una gerarchia che è qualcosa di diverso rispetto al piano morale umano, però esce fuori con forme che ci dicono qualcosa. Io penso anche che potrebbe uscire come proprio uno specchio in forma umana, cioè quando penso alla saga di Matrix e penso al signor Smith o al signor Brown che c'era nella prima parte, poi è rimasto solo signor Smith, al di là di tutti poi gli sviluppi su un piano esoterico che ci sono, ma il signor Smith era un guardiano della soglia, perché impediva alle persone del mondo, diciamo, falso, no? Quello della pillola blu, di poter accedere ad un piano di realtà decisamente differente, per cui veniva bloccato, ma lui aveva l'aspetto umano. Per Ma infatti cui da questo punto di vista ne approfitto per dire una cosa, anche perché ho visto sì, chi è che stava seguendo, così sono discorsi che ho anche già fatto con qualcuno. Se il quarto di Matrix ha deluso moltissimo la maggior parte delle persone. Se sì. noi invece analizziamo la cosa dal punto di vista del Guardiano della Soglia, è geniale. È Eh sì, veramente perché l'hanno un... sconfitto il guardiano della soglia. Quindi nel Cioè non quarto c'è più. dovevano proprio trovare un'altra visione, un nuovo mondo, una nuova visione, un'altra, non era possibile altrimenti, perché No, no. quello stesso guardiano della soglia che aveva preso tutte le sembianze possibili, aveva usato tutte le tecniche, tutti gli specchi in questo senso possibili, finalmente era stato vinto, perché non lo vinci mai il guardiano della soglia. Finché c'è soglia c'è guardiano, ragazzi, quindi cioè, non lo sappiamo quante soglie Eh sì. dovremmo incontrare, non solo noi personalmente, ma anche proprio l'umanità. Non si sconfigge mai il guardiano della soglia, semplicemente muta forma in base a quello che serve a noi in quel momento, alla soglia che dobbiamo attraversare noi in quel momento lì. Quindi Matrix, Sì, perché poi ci permette una trasformazione. Sì, sì, cioè, Matrix ha insegnato tanto. Dicevo che il guardiano della soglia è un'iniziazione dal momento in cui dobbiamo cominciare ad interagire con lui, che poi si completa quando riusciamo a trasformarci, perché se lo superiamo è una trasformazione, si amplia il nostro stato di coscienza, aumenta la consapevolezza, c'è una crescita interiore, una crescita spirituale, cioè è poi uno strumento che c'è sempre un po' una doppia faccia con cui dobbiamo vedere le cose, no? Se da una parte abbiamo l'ostacolo, dall'altra abbiamo la riuscita, la crescita, il superamento dell'ostacolo. Cioè è l'avversario, lo sfidante in questo senso è l'avversario. Poi esistono come entità, esseri più o meno materializzati, dipende dai livelli di materializzazione, di aggregazione, perché anche quando parliamo di spirito non possiamo pensare allo spirito come qualcosa che non sia materiale. C'è una materia, ma è talmente sottile che per noi è immateriale, ma c'è ovviamente, no? certo che Come la c'è. luce, una parte materiale nella luce c'è, Cioè, ok? e noi esseri umani soprattutto la sentiamo tutta la materialità della luce, non facciamo gli ipocriti, la Certo sentiamo che e la come, sentiamo. soprattutto in questo periodo storico del pianeta, la sentiamo bene 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 tutta, quindi non Ma sì, dobbiamo fare gli certo. ipocriti in questo senso, assolutamente, Sì, sono sì, d'accordo sì, con te, sì. così come sentiamo la materialità del buio, che è un altro esempio appunto di spirito, diciamo, non materiale in teoria, invece no, sono assolutamente aspetti che hanno la loro materialità. Sì, per cui ci sono su questi livelli di esistenza come esseri, energie, entità che ci sono, però sono anche dentro di noi, nel senso che noi abbiamo i nostri guardiani della soglia, a volte li proiettiamo direttamente. Poi provate a pensare anche una cosa, perché ultimamente mi sono soffermata molto anche ad approfondire argomenti legati alla magia immaginativa, l'immaginazione creativa, cioè la capacità di creare immagini interiori, che in fondo vuol dire se noi immaginate ad occhi chiusi, riuscite a visualizzare una candela accesa, ma quella luce di quella candela da dove arriva se non da dentro di voi? Perché abbiamo gli occhi chiusi, è una luce che non arriva da fuori, no? Per cui quando immaginiamo tanto, riusciamo poi a proiettare il nostro mondo immaginativo e se gli diamo voce, creiamo un campo informativo, un campo che informa, cioè mette in forma in uno stato che sta al di sotto di quello immaginativo, per cui qualcosa di molto più concreto. E a questo punto
C'è da chiedersi, tanti guardiani della soglia, che cosa sono se non il prodotto di quello che dentro di noi possiamo immaginare, ma non completamente perché riguardano i nostri lati oscuri, la nostra oscurità, però noi poi li proiettiamo e c'è da chiedersi ancora di più, ma nell'evoluzione degli esseri su più piani, quanti di questi guardiani esistono in se stessi e quanto sono mantenuti dalle proiezioni sui vari livelli di coscienza e di consapevolezza? Questo è un argomento veramente interessante che tra l'altro mi hanno chiesto anche insomma, di approfondire di più, cioè che è quello dell'egregore fondamentalmente, no? In Sì, questo brava, senso qua. certo. Sì, sarebbe molto interessante capirlo e esistono delle tecniche ovviamente per capire i legami che hanno queste entità con altre cose. Quello che consiglio io sempre da un punto di vista, diciamo, più pragmatico, quando incontri il tuo guardiano, significa che è la tua sfida fondamentalmente, è quello di guardarti dentro di te per capire il legame che ha con te, perché in quel momento è a te che si è palesato, quindi Certo, poi successivamente, quando racconterai questa esperienza a qualcun altro con dei dettagli molto simili, delle cose molto simili, allora lì si può iniziare a fare anche una comparazione, una correlazione. Ma nel momento in cui si affronta, secondo me invece bisogna completamente togliere questo tipo di nostra peculiarità e invece vedere qual è il gioco dei riflessi alla fine, no? Il motivo per cui. Però sì, è interessante questo aspetto qua, perché comunque hai fatto un esempio molto chiaro, l'essere incappucciato che si vede soltanto la fessura con gli occhi di vari colori, tra l'altro, nel senso che alcuni riferiscono alcuni colori, altri degli altri, anche in base allo stato certo, di coscienza, tra l'altro, no? Il tipo certo. di stato di coscienza, però diciamo che questa struttura che ritorna dell'essere incappucciato anche molto, come posso dire, possente in questo senso, no? Quindi guardiano, questa figura del guardiano in questo senso qua, come qualcosa di molto, molto grande possente, ritorna continuamente, cioè tutti noi questa cosa l'abbiamo vista, sognata, sentita, abbiamo provato delle esperienze, almeno una volta nella vita, Sì, sì. secondo me. Philip chiede se del Guardiano della Soglia ne parla anche Steiner. Io francamente non sono steineriana, quindi cioè, il mio spacciatore di Steiner è Dagon. E Dagon, sì, È ci ho lui. pensato anch'io. Cioè, è lui, quindi non lo so, dovremmo chiedere a lui, sinceramente. Non so se Allora, io posso solo Vania. dire una cosina in Ecco. merito, nel senso che neanche io sono steineriana, però mi è interessata in parte la descrizione che ha fatto Steiner per quel poco che l'ho approfondita, perché sono andata a vederla proprio inerentemente a questo argomento. E lui parla di due guardiani della soglia, di un piccolo guardiano della soglia e di un grande guardiano della soglia. Il piccolo guardiano della soglia è relativo alle cose che noi facciamo nella nostra vita. Per cui a volte possiamo fare delle cose che non vanno bene, delle cose che non esprimono, diciamo, il meglio di noi oppure quello che l'anima ci suggerisce di fare. Ecco, questo piccolo guardiano è quella voce, è quel qualcuno dentro di noi che appartiene a noi che ci mette in guardia rispetto alla quotidianità, alle cose che facciamo, che abbiamo fatto nella vita, no? Poi il grande guardiano invece è legato al sé superiore e a tutto l'accumulo karmico. Per cui ci sono modalità diverse, sono corpi diversi che vengono, per corpi diversi io intendo dire il piano fisico, il piano eterico, il piano astrale anziché quello mentale o piani superiori. Ecco, entrano in gioco dei piani e dei corpi differenti a seconda che ci sia il primo guardiano, il secondo guardiano e poi sono sempre legati ad aspetti nostri che poi per esempio, per il grande guardiano, Rudolf Steiner diceva che aspetti legati alla volontà, al pensiero, al sentimento, a cose che noi abbiamo avuto, devono completamente sciogliersi e fondersi. Cioè deve esserci il primo passaggio di fusione nel fisico e poi si può incontrare questo altro guardiano. Però io più di questo non vi posso dire perché non sono steineriana, ma ho trovato interessante il modo con cui lui addirittura descriveva due tipi di guardiani, quello piccolo e quello grande. Ecco, lui ne parlava molto. Non è stato l'unico a parlarne, però lui in questi termini ne ha parlato. Poi sicuramente Dagon ci saprà dire qualcosa di più approfondito in merito. Sì, sì, esatto, però
La cosa che mi stupisce sempre quando poi esce fuori Steiner nei discorsi è che boh, devo essere tipo Steineriana covert, perché ogni volta che si parla di un argomento, Steiner cosa ne pensa? La pensiamo allo stesso modo, senza che io abbia letto quasi niente di Steiner. Sì, la penso anch'io così riguardo i grandi e i piccoli guardiani. Non sono Certo. tanto grandi e piccoli da un punto di vista fisico, energetico, cioè è proprio una questione di, come posso dire, di calibro, di vibrazione, di densità, ecco. Anche nel mondo onirico, spesso e volentieri, cioè è raro che nel mondo onirico incontriamo le grandi soglie, ecco, nel Ma sai mondo cosa? onirico si Sì, è affrontano vero. più le piccole soglie, le piccole, che poi non sono piccole, attenzione, sono piccole, magari sono piccoli pezzi di una grande soglia, attenzione, quindi non è che sono piccole nel senso che non valgono tanto quanto le Certo. altre, è che sono un focus più ravvicinato, molto semplicemente. Ecco, è vero, diciamo che nel momento in cui parlavo di grande guardiano della soglia di Steiner, nel momento in cui pensavo al sé superiore, al karma, anche al piccolo guardiano, in qualche modo mi è venuta in mente della tradizione egizia la pesatura del cuore di Maat. È quello, non è anche questo un guardiano della soglia, nel senso che se il tuo cuore non è più leggero della piuma sulla bilancia, tu non passi. Penso che C'è anche sia questo. assolutamente nel mio immaginario personale il guardiano della soglia più forte, cioè almeno nel mio immaginario lo è. Io Certo. credo che esista qualcosa del genere in un certo senso, cioè che esista proprio come struttura, ne sono proprio sicura di questa cosa. Poi ha questa forma, diciamo, egizia, però per noi nel nostro immaginario mediterraneo, ma in realtà quel tipo di funzione secondo me esiste proprio, ed è una delle cose più forti come guardiano, assolutamente sì, sono d'accordo con te. Sì. Se non è una soglia, il passaggio dalla vita alla morte, ma anche dalla prenascita alla nascita, cioè su quelle sono le grandi, grandissime soglie, quindi voglio dire, lì se non ci sono guardiani lì, come hai detto tu anche all'inizio del discorso, ci sono anche molti più guardiani, magari noi vediamo soltanto la parte davanti, no? Quella frontale, quella che dobbiamo guardare dritta negli occhi, però poi dietro ci sono gli eserciti di guardiani, ragazzi, quindi No, ma io insomma, penso proprio alla pesatura, che cos'è che viene pesato? Il cuore. È il cuore che deve essere leggero, cioè eh, è sì, tanta roba, eh. Non ti sì, pesano i sì, reni o il fegato o il cervello, no, il cuore. no, gli occhi, no, No, il quello lì cuore. no, è il cuore. Il cuore, sì, sono d'accordo. Allora, qua, vabbè, stavano rispondendo a varie cose, però ogni tanto poi si impalla la chat, e quindi mi sono persa qualche pezzo. Steiner. Possono esserci più guardiani tutti insieme? Sì, Sì, rispondevo a sì. quello, cioè non è che sono più guardiani tutti insieme, in realtà fanno parte della stessa soglia con funzioni diverse, anche un esercito della soglia, dipende dalla soglia. Ci sono soglie fra i mondi che sono fondamentali, quindi assolutamente hanno degli eserciti come si dice, a presidiare quel passaggio là. Certo. D'altronde il gioco degli scacchi ci insegna proprio questo tipo di Ah, sì. consapevolezza, in quel senso lì, no? Bianco e nero, a quadrati, eccetera, eccetera, alternati, eccetera, eccetera. Ma ci hanno fatto un gran parlare i nostri amichetti con i grembiulini, quindi insomma, Ah. un senso ce l'ha, un senso ce l'ha. È Eh, vero. mi riferivo proprio a quello, sì, allo sfidante, stavi dicendo. Sono arconti? Secondo te che differenza c'è tra Guardiani della Soglia e arconti? Qua abbiamo persone che ci seguono con una Sì, visione sì, molto chiara, no? sì, decisamente. Per me gli arconti sono dei guardiani. Caspita, cioè, sono l'impedimento maggiore al farci uscire dal mondo di materializzazione. Noi siamo sotto la croce di Saturno, diciamo così, nel senso che la materia, fin tanto che viene lasciata separata dalla sua sorgente, è un po' come se fosse una materia maledetta, perché è una materia che non riesce a rinascere, non riesce a rettificarsi, no?
Allora, bisognerebbe vincere proprio la prigione di Saturno in questo senso e ritornare alla sorgente. Si può fare come? Con un ponte. Mm? Per cui bisognerebbe attivare quel corpo che nelle tradizioni ermetiche viene chiamato corpo mercuriale, che si deve solarizzare, ovvero deve tornare a imprimere dentro di sé il sole, deve diventare un corpo irradiante, smettere di essere riflettente e diventare irradiante. Allora, dal momento in cui accade questo, gli arconti basta, hanno finito di avere la loro influenza, altrimenti è un impedimento, è, secondo alcune tradizioni gnostiche, la continua cattura delle anime quando cercano di uscire e vengono ributtate qua. Sì che sono dei guardiani e come, sono anche belli potenti. Io quando ho visto Matrix le prime volte, il signor Smith, la prima cosa che mi ha fatto pensare è la struttura arcontica che sta intorno al mondo, che impedisce questo ritorno alle origini divine, alle origini luminose di cui noi siamo fatti, a questa nostra scintilla che abbiamo dentro. Per cui sì, secondo me sono e come dei guardiani, anche tra i più cattivi. Più cattivi gli arconti probabilmente dei voladores, anche se alcuni guardiani possono assumere la forma dei voladores, perché possono assumere la forma così dei voladores. E vi dirò, mi è capitato di vederne uno anni fa, secondo proprio le tecniche di Castaneda, o proprio la descrizione ancora di quello che ho visto, però loro possono anche essere sconfitti con una pratica rigorosa, severa, indicata, no, dallo sciamanesimo tolteco, cioè è possibile. Noi li abbiamo perché hanno preso la loro mente, anzi ci hanno dato la loro mente, così dice la tradizione, per un accordo preso anticamente. Ed è un accordo che è stato preso da dei nostri antenati, ma noi non l'avremmo mai voluto. Per cui, volendo, potremmo rescindere questo contratto e potremmo far morire il Voladores di fame. È come se fosse più un parassita da un certo punto di Esatto, vista. Certo, esatto. invece l'Arconte non è che Però, sia un... scusate, io poi devo fare la rompipalle, ma ci tengo, abbiate pazienza, lo so che sono un po' rompipalle, però ci tengo, ci dimentichiamo sempre comunque che è la terra che comanda, quindi è la terra che ha dato il permesso affinché potessimo avere in comune questa mente. Rispondo ai Sì, sì. toltechi io in questo senso, non sto Ah, rispondendo a ok. te, sto rispondendo ai toltechi. E quindi sì, sono parassiti, però se andiamo a vedere, insomma, anche tutto il nostro sistema batterico presente nella nostra pancia, nel nostro intestino, sono batteri, ma sono batteri che vanno in simbiosi con la nostra capacità. Quindi il discorso non è tanto essere parassiti, quanto essere i parassiti giusti, non Cioè, sì, tanto sì, vabbè, quello. tu parli del microbiota. Tu pensa che il microbiota, tutti sti batteri, noi li abbiamo in ogni tessuto del corpo. Esatto, Li abbiamo esatto. in qualsiasi organo, in qualsiasi tessuto. Esatto, E pensa che ci sono antropologi che hanno azzardato a parlare di co-individuo per il singolo essere umano, non più individuo, perché tutte le scienze hanno dimostrato che non c'è niente di indivisibile nell'essere umano, quindi è proprio, anche soltanto da un punto di vista biologico, è un errore di logica, proprio di logica base, quindi sì. Ma se tu pensi un'altra cosa che fa pensare a un co-individuo, quando noi parliamo di cellule, parliamo di mitocondri, noi abbiamo i mitocondri e il DNA mitocondriale, no? I mitocondri sono quegli organuli all'interno della cellula senza i quali noi non potremmo produrre energia, non ci sarebbe metabolismo. L'energia proprio sono le nostre centrali elettriche. E scienza insegna, studiosi da tanto tempo dicono che non è nient'altro che una vecchia, mi sembra sia un'alga azzurra, una cosa del genere, che sia entrata in simbiosi con la cellula e sia diventato un tutt'uno con la cellula, per cui tutto è una Pensiamo coesione, cioè, a questo patto antichissimo tra la cellula e quest'altra cellula di sono questa, cioè una entrati i mitocondri. roba, esatto, esatto, È cioè, certo che sono governati da leggi che ordinano, cioè non è che viene tutto a random, non è un caso esatto, questo, ci sono esatto, non è leggi né un caso ordinate. né un caos, ci sono No, delle brava. leggi, sono tutte soglie. Quante soglie abbiamo nominato nell'ultimo discorso tra di noi? Abbiamo fatto uno sguardo macro, micro, cioè orizzontale, verticale, così, anche un po' schizofrenico. In realtà è proprio la struttura dell'universo, questo, geometrico, come direbbe Dagon, Da geometrico. geometri e sono Sì, poi piani di corrispondenza, perché noi esattamente. troviamo le stesse cose su ogni piano di corrispondenza, ogni piano di realtà.
E quante soglie ci sono in tutto questo? È normale che ci sia una regolamentazione in questo senso qua, è una struttura, ecco, in questo senso. Poi qua chiedono un'altra cosa, le egregore non hanno similitudini con i tulpa? Io credo che Phil, tu l'abbia già fatta questa domanda in qualche altra live. Allora, che differenza c'è tra egregore e tulpa? La differenza sostanziale, prima di tutto, è che il termine egregora è più un termine dal punto di vista etimologico originario dell'Europa, mentre il termine tulpa è originario dell'Oriente. Quindi c'è una struttura in questo senso anche di identificazione nella realtà che è una più razionale e l'altra un pochino più, come posso dire, più irrazionale, ecco, in questo senso qui. Però le meccaniche che rendono visibili nella realtà condivisa questi esseri sono le stesse, perché la legge che regola il nostro pianeta in questo senso qua, in termini di materializzazione, è la stessa. Hanno delle similitudini, ma non so se, diciamo, nel mondo orientale si siano lanciati a creare dei tulpa in modo, diciamo, massificato. Io non credo che ci siano state sperimentazioni di questo tipo di tulpa massificati. Penso che fossero dei, come posso dire, dei lavori fatti su piccole comunque comunità No, di noi poi preghiera. in Occidente abbiamo delle egregore E belle che invece, potenti, plurisecolari e voglia. esatto, ma perché sono strutturate in quel modo, sono state fatte proprio in quel modo. Sono i Io non pendoli credo. di Vadim Zeland. Vadim Zeland, quando parla di pendoli, Esatto, esprime lo esatto. stesso concetto Sì, dell'egregore dei tulpa, è la stessa cosa, cioè esatto. concettualmente è la stessa cosa. Il pendolo è praticamente il funzionamento di questa meccanica, Sì, poi lo sì. possiamo chiamare egregore perché si tratta appunto di grandi meccanismi, grandi pendoli, o tulpa che sono piccoli pendoli, anche delle funzioni, diciamo, abbastanza innocue, a differenza delle egregore, che possono anche essere innocue, però tendenzialmente hanno una funzione molto ben specifica. Anzi, qua in Occidente sono bravi a creare le gregore, utilizzano proprio i mass media, i sistemi massificati di comunicazione per indurre alla creazione di egregore. Le persone devono solo dare la propria energia aderendo, perché comunque l'idea che le forme pensiero che andranno a costituire l'egregora sono Certo, già tutte prefatte, precostituite. sì. Si chiede alla gente solo di aderire perché vi è l'apporto di energia. Un grande guardiano della soglia nel nostro piano di esistenza, proprio del pianeta attuale, come esseri umani, è proprio quella dell'egregora, perché è un grande guardiano quello, riuscire, Vero? anche Matrix parla di questo fondamentalmente, nel senso che il sistema delle macchine, per come era strutturato, non era altro che tutto il sistema di un grande pendolo, di una grande egregora fondamentalmente, no? Quindi davano la loro energia in cambio della creazione di una forma pensiero che era Matrix fondamentalmente. Quindi il senso è sempre quello. Però non lo so come si combattono le egregore, io continuo a dire una cosa semplice ma molto efficace, natura, 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 natura. Sì, Che Vadim comunque- Zeland ci dà qualche suggerimento, eh? Allora, Vadim Zeland, parlando dei pendoli e delle gregore, dice: se voi siete di fronte a un pendolo, lo chiamo così perché sto parlando di lui, però è Sì. un'egregora che è veramente forte, potente, non potete immaginare. Aspetta che mi si sta scaricando la batteria. Ok, non potete immaginare di combatterla, perché se vi scontraste verreste spazzati via. Per cui bisogna avere anche il senso della strategia quando si affronta qualcosa. Allora lui dice: come dovete fare? Mettetevi in stato di neutralità. Cominciate a creare voi il vostro pendolo, voi la vostra piccola egregora, senza scontrarvi. Vivete indipendentemente da quella, non è necessario scontrarvi. Se questa poi dovesse diventare sufficientemente potente o anche di più, potrebbe essere che l'altra si depotenzi senza lo scontro, o se proprio dovesse avvenire uno scontro, però siete in una posizione di forza. Per cui lui questa cosa la spiega, che è un po' il discorso della legge di polarità
tipica dell'ermetismo, per cui quando non si è in grado di affrontare una cosa è meglio restare la messa a terra, in poche parole. C'è la presa elettrica, il negativo e il positivo, stare sulla messa a terra, se no ci prendiamo una schioppettata con la corrente se non siamo ancora sufficientemente in grado di reggere l'onda d'urto. Ecco, lui dà questo consiglio. Sì, in effetti penso che sia il consiglio più strategico se ci pensi. Ovviamente poi non stiamo parlando di grandissime egregore, non so, tipo il denaro. Cioè, non Mm. stiamo parlando di cose così. Però sì, secondo me, io almeno la penso così, anche io non andrei mai ad affrontare un'egregora da sola a viso aperto. Non ha molto senso fare questa cosa, è più un No, suicidio fine a se stesso, certo. non ha alcun senso. Allora, sto cercando Mm-mm. di vedere se ci sono altre domande, anche perché siamo quasi all'ora e Vania, questo argomento è bello, bello pregno, quindi io non rimarrei a oltranza per dare il tempo anche alle persone Sì, sì, di... Rispondiamo più che altro alle domande, magari. sì, sì. Allora, qualcuno dice che Sì, sì, sì. Alfal dice che su questo argomento, quindi ponti e soglie tra la vita e la morte, che ha finito un libro molto bello che vi consiglio, Ponti tra la vita e la morte della società antroposofica, scritto da Iris Paxino. Lo mettiamo a verbale questo, perché Di che non lo potrebbe... conosco, però sì, lo mettiamo a Esatto, verbale. proprio perché non lo conosco, lo mettiamo a verbale ancora di più. Poi c'è un'altra domanda. A livello personale concepisco le soglie come muri percettivi energetici di consapevolezza. Più energia e consapevolezza ha più... Allora, aspetta, scusa, mi sono un po'... sto cercando di capire cosa dicesse. Allora, a livello personale concepisco le soglie come muri percettivi energetici di consapevolezza. Ok. Più energia e consapevolezza hai, più riesci a percepire realtà su vari piani. Sì. Vi risuona? Allora, quello ti posso rispondere in base alla mia esperienza, a volte perché lei ha parlato di muri, per cui vuol dire che all'arrivo di questa consapevolezza ci può essere un muro e il fatto del superarlo o meno dipende dall'energia. Sì, dipende dall'energia di questo muro e dipende anche dall'energia che hai tu in quel momento. È vero? Perché io mi sono resa conto che il superamento di certe soglie è direttamente legato all'energia che ho in quel momento. Cioè, me ne sono sempre accorta con i sogni lucidi e me ne sono accorta anche quando uscivo dal corpo. Dovevo avere veramente tanta tanta energia affinché questo avvenisse spontaneamente. Se sono in periodi in cui sono più scarica, si verifica di meno. Oppure non si verifica finché non torno ad avere un ciclo di energia adatto a supportare certe cose. Per cui che ci sia un diretto rapporto con l'energia è vero. Poi noi comunque l'energia la possiamo assorbire, cioè al di là di quella che noi abbiamo l'energia ancestrale alla nascita, che è praticamente la lunghezza dello stoppino della candela, poi noi la possiamo assorbire chiaramente con l'alimentazione, ma poi anche dall'aria. Quello che gli orientali chiamano prana, per esempio, che si potrebbe chiamare chi, chi, viriditas, insomma, ognuno ha il suo nome, si può assorbire. Ci sono proprio delle cose che noi possiamo fare per assorbire questa energia, per ricaricarci. È come se dovessimo ricaricare le batterie. Sì, assolutamente sì. Più energia e consapevolezza hai, più riesci a percepire realtà su vari piani. Sì, è Sì, così, perché riesce ad però arrivarci. non è tanto, non è solo una questione, secondo me, anche di quantità energetica, quanto proprio di padronanza energetica. Ah, beh, anche saper Eh, usare quella che si ha, certo, perché perché voglio dire, tu puoi ah, essere una Ferrari che sì. va a 300 all'ora, ma se la usi male, arrivi prima con la 500 usata bene, certo. Assolutamente sì, quello, e poi bisogna anche contestualizzare al tipo di soglia. A volte Eh arrivi sì. in una soglia con un sovraccarico energetico che ti impedisce di fare una cosa molto semplice in realtà, solo che sei in uno stato di talmente sovraccarico energetico che non riesci a farla perché sei esplosivo, invece magari dovresti essere più incisivo in quel momento. Quindi a volte Sì, oppure le usarla in modo soglie, più esatto. sottile, più delicata. Sì, Esatto, sì, quindi le dipende. soglie a volte si manifestano anche per farci capire quanto dobbiamo essere anche padroni della nostra consapevolezza, perché avere Padroni del consapevolezza, fuoco e la gestione avere, del fuoco, esatto, della avere fiamma. consapevolezza sì, è tutto molto bello, però a volte anche sapere troppo non è funzionale in determinati contesti, no?
Se sai talmente tanto che non sai cosa fare alla fine, sei in uno stato di inazione, quindi anche questo è un po' il senso. Poi Elia dice, riguardo alla domanda degli arconti, grazie per la risposta. Quanto ho detto dipende anche dal luogo in cui si vive. Elia, tu non vale, vivi in Sardegna, c'è un altro discorso, vivi vicino a un nuraghe, cioè veramente. Non so, dovresti venire tu a parlarci dei guardiani della soglia, non noi. Comunque ne ho già parlato anche in altri contesti, ma ovviamente guardiani della soglia di grandi monumenti antichi come quelli che abbiamo qua in Sardegna, soprattutto di una terra che insomma ha una storia proprio del rapporto tra, come dicevo prima, tra essere umano e terra così complessa e controversa. Esprime delle entità molto specifiche. Abbiamo sicuramente dei guardiani, dei grandi guardiani della soglia, addirittura messi su pietra, messi su bronzo, messi, cioè, erano adorati questi guardiani da noi, quindi non solo esistevano, ma erano in mezzo a noi, letteralmente. Li abbiamo resi egregore, in questo senso qua, per un sacco di tempo, e poi questa cosa è mutata con l'influenza di altre egregore, creando un po', insomma, di caos in questo senso. Quindi sì, anche noi qua abbiamo degli arconti attualmente, soprattutto fomentati da determinate associazioni di cui abbiamo parlato in altre occasioni, proprio perché non vogliono permettere che comunque coloro che hanno una genetica che riporta quel patto famoso con la terra abbia coscienza del nostro ruolo come guardiani di una porta importantissima che è quella della Sardegna. L'ho fatta brevissima perché è un discorso molto, molto, molto complesso questo, che magari affronteremo in un'altra occasione, ma come abbiamo detto anche con Dagon, ci sono dei luoghi sul pianeta che hanno proprio dei ruoli specifici in termini del rapporto tra esseri umani e terra. La Sardegna è una, il Vesuvio è un'altra, in tutta la penisola ci sono altri luoghi assolutamente altrettanto importanti, nel senso che non è che è più importante la Sardegna, per esempio, del Vesuvio, hanno ruoli diversi, hanno competenze diverse. E quindi Sì, quei guardiani sicuramente. là sono guardiani belli ancestrali, diciamo, belli gli antichi, direbbe Le qualcuno, antiche. gli antichi, direbbe Beh, qualcuno. io posso dire una cosa qui al nord, visto che parlo della Lombardia, quello che ho sentito, percepito a livello di guardiani imponenti li abbiamo sulle Alpi. Ci sono dei monti in modo particolare che sprigionano un'energia. Io l'incontro che ho fatto col Monviso in Piemonte mi ha stordito letteralmente, l'ho sentito. Tra l'altro l'ho sentito sia come entità maschile che femminile. Sono andata a cercarmi la storia di questo monte, poi ho capito perché l'ho sentito così. Ma abbiamo delle montagne, non so, il massiccio del Rosa, per esempio, che è tanta roba. Anche in Trentino Alto Adige, nell'Alto Adige, ci sono delle montagne particolari che hanno un'energia veramente unica, per cui bisogna andare a sentirli i posti e cercarli. In senso generale, un po' legato alla domanda che diceva lui, se noi pensiamo all'archetipo come un modello universale, innato, inconscio che abbiamo, diciamo che è un senza forma, come un molliccio prima di essere visto dalla persona che ha paura di qualcosa, che assume forme diverse. Nello stesso tempo, i guardiani della soglia assumono forme diverse in base alle tradizioni, alle culture del posto, alle loro tradizioni religiose, spirituali e a quello che tutto il loro retaggio permette loro di vedere, perché ognuno lo vede a modo suo e lo vede come può vedere in base a ciò che conosce. Per cui sì, possono esserci forme diverse di guardiani della soglia, pur parlando nella stessa sostanza dello stesso archetipo. Assolutamente sì, e tendenzialmente per quanto riguarda la Sardegna nello specifico, Elia, mi rivolgo a te direttamente, cioè il guardiano sei tu lì, ok? Se io voglio andare in quei luoghi, io, con tutta la mia padronanza sensoriale, padronanza energetica, ho il rapporto privilegiato con la mia terra, quello che vuoi, se io vado nei tuoi posti, io devo passare da te.
cioè, la dico dall'inizio che divulgo io questa cosa, non andatevene in giro nei siti sacri come volete. No. È incosciente fare questa cosa, non è che è incosciente in termini di inconsapevolezza, è proprio imprudente, ragazzi, fare questa cosa Ecco, qua. imprudente, brava, Cioè, imprudente. E anche irrispettoso. è Anche irrispettoso, per quello irrispettoso. diventa imprudente, perché è irrispettoso e diventa imprudente in questo senso. Quindi io se vado in un territorio, in una regione storica della mia isola, devo subito trovare un intermediario. Se non c'è qualcuno che conosco, con una genetica radicata lì, ovviamente, se no non mi interessa, vado io e mi affronto il guardiano senza problemi, però per rispetto vado lì e vedo chi è che ha il patto con questi territori. Dopodiché, una volta che mi viene dato il permesso, allora mi sento anche libera di esprimere la mia energia, prendere la mia energia, fare i miei lavori esoterici, eccetera, eccetera. Ma altrimenti non mi permetterei mai. Per quello dico sempre, attenzione, sì, è tutto molto affascinante qua in Sardegna, ma andateci anche calmi perché poi le conseguenze si sentiranno di lì a poco, perché è tutto una rete comunque di guardiani di varie soglie, con tutti i monumenti che hanno funzioni molto, molto diverse, quindi Eh bisogna sì. stare molto attenti. Tra l'altro vedo che c'è Luca Tanesco, ciao Luca, mi fa molto Ciao piacere Luca. vederti. Ehm, allora, Bruni dice, ma i voladores sono quelle nuvolette nere con i tentacoli che si attaccano alle persone o hanno altra forma? Eh, allora, il voladores, diciamo, nella forma di cui parlano gli antichi sciamani mesoamericani, hanno proprio una forma proprio stile uccello, ecco, il senso è questo, piumato, ecco, il senso è questo, Sono sono piumati, sì. piumati, sono come delle ombre piumate attorno all'essere umano, fondamentalmente questo è, nella Sono loro anche abbastanza visione. grandi, non sono piccoli di dimensioni No, come qualcosa che si attacca alla testa, hanno certe dimensioni sì, sono delle ombre, ma in termini proprio di riflesso, quindi di riflesso. non secondo un gioco materiale di luce e ombra come lo conosciamo noi in natura, è proprio un riflesso oscuro, è parassitico, piumato però in questo senso qua, che sta Sì, attorno. saltellante, può saltellare, va in giro un po' saltellante. Io quando mi è capitato di vederlo, perché si vede in certi momenti con la coda dell'occhio, quando non metti a fuoco qualcosa, ma è come se stessi attento sul campo sottostante. Tra l'altro stavo guidando in autostrada, ero in piena notte, e proprio con la coda dell'occhio stavo per frenare di botto perché l'ho visto saltellare, che aveva tagliato la strada ed era piumato, era curvato con la schiena abbastanza grosso, con tutte queste piume che venivano fuori sulla curva di quella che potevo definire schiena, niente, è passato saltellando così. E io ho sentito subito che era, l'ho visto una volta sola in vita mia, però ho capito che era così. E poi quando ho approfondito, ho sentito la descrizione, sì, Sì, anche perché quella forma lì specifica li trovi con quella genetica specifica, eh. Non è che un volatore si attacca a genetica random, attenzione, perché no, no, hanno anche certo. una grossa componente egregorica, torna al discorso di prima, cioè è molto legato a il karma fondamentalmente anche di un intero, perché anche le intere genetiche, etnie hanno dei karma, ragazzi, quindi tutte queste cose non prendono quella forma solo in termini di radicamento territoriale energetico, è anche una questione proprio di karma etnico e quindi li vedi Sì, lì. riguarda le loro tradizioni. Uno dovrebbe rimanere legato alle tradizioni della sua terra, certamente. Riguardo invece a questo essere così un po' polpetto nuvoloso, non lo so, mi ricorda qualcosa, però adesso non riesco francamente a... Polpetto Quindi nuvoloso? sì, ha detto questa cosa qua, i voladores sono quelle nuvolette nere con i tentacoli e io queste nuvolette nere con i tentacoli le ho già viste, però adesso sinceramente non riesco a trovarlo nel mio archivio esattamente di cosa si tratta questa immagine così. Eh, Possono essere dei parassiti, delle forme parassitarie astrali che stanno sul piano Sì, però astrale. credo che Non abbiano sembra... anche un riferimento in qualche Ok, tradizione specifica, però adesso no, non mi io non lo viene in so. mente, sinceramente. Però sì, è una forma parassitaria perché comunque i tentacoli quello sono. Astrale, certo, sul piano astrale. Boh, vabbè, mi verrà in soccorso qualcuno, Ce lo qualcosa scriverai presto. nei commenti se ti viene in mente. Sì, 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 assolutamente sì, ci devo riflettere meglio. Eh,
guardare i TG e di stare attenti a ciò che si pensa, sì. Sì, importante l'igiene del Cosa pensiero, significa fondamentale. affrontare un'egregore da soli a viso aperto? Io domani prendo e faccio un video dove dico che la Chiesa Cattolica succhia l'anima della gente, fa questo e questo. Cioè, questo è. Lo, lo Qual spieghiamo è? in un modo ancora più. Immaginatevi di stare in pieno nazismo dove c'è una piazza con tutti quanti che alzano il braccio inneggiando a Hitler Esatto, e uno si alza in piedi e dice in mezzo a tutti no, è sbagliato e va contro tutti quanti. Ecco, immaginatevi le conseguenze, proprio per esatto. fare un esempio concreto. Non ha molto L'abbiamo visto senso. anche negli ultimi anni, dal 2020 un po' che cosa voleva dire scontrarsi. Poi lo so che molti siamo affascinati dall'immagine di Piazza Tiananmen, ma in realtà nessuno sa che fine ha fatto quello studente. È Ah, ecco. un'immagine, ok? Sì. È un'immagine bellissima, molto forte. Sarebbe stata un'immagine bellissima, molto forte. Anche una persona che si alza, che si mette a pregare davanti a quelli che fanno il saluto nazista, eccetera. Però è un'immagine, perché dopo ci sono le conseguenze di una cosa del Certo. genere e quindi non, no, secondo me è Oppure disfunzionale. strategia, intelligenza Esatto. è anche strategia, sapere quando agire, sapere quando non agire, perché le pause hanno la stessa importanza dei pieni, per cui bisogna sapere quando agire, quando no, quando parlare, quando no. Ok, Bruni dice che l'ha sentito in Val di Susa questa roba di questo polpetto così. Ah, Ma infatti non lo Val di so, Susa. ma lo sai che... Vabbè, dai, non dico niente, me la studio questa cosa, anche se vagamente qualcosa mi è arrivato, però ti dirò. Ho girato un po' il mondo ed ogni luogo è completamente differente dall'altro, riescono a sbloccare parti diverse di noi, assolutamente sì. Ciao Rosella. Eh, Chissà se questo è il legame che noi sardi abbiamo con la Sardegna è dovuto a qualche antico patto. Secondo me sì. Sì. Non troveremmo conferme storiografiche o etnostoriche su questa cosa, ma dal punto di vista esoterico sì. Fare un film di Miyazaki, quella descrizione più matta, sì, assomiglia abbastanza Ah, a vero, è vero. Howl quando si Aul, è vero. trasforma, sì, sì, Un il po' sì, è volatore si vero. assomiglia molto a È una cosa quel... così, brava, Sì, sì. esatto. Anche Elia crede che sia un antico patto, andrebbe approfondito. Sì, caro, devi approfondire. Vai nei monumenti antichi, chiedi il permesso, entra, chiedi e ti saranno date delle risposte. Ok, bene. Se ci sono altre domande più specifiche proprio sull'argomento del guardiano della soglia, le aspettiamo. Intanto un ultimo confronto, Vania. Dimmi. Possiamo diventare noi dei guardiani della soglia? Noi possiamo incarnare il ruolo di guardiano della soglia? Secondo me sì, certo. Cioè, possono capitare dei ruoli anche nella vita quotidiana in cui facciamo i guardiani della soglia. Me ne è capitato uno abbastanza di recente. Il guardiano della soglia è quello che vede una cosa che non può passare, che non può andare così. Mi viene in mente Gandalf, no? Con la compagnia dell'anello, tu non puoi passare al drago. Esattamente, Ecco, per cui anche noi esattamente. possiamo trovarci in queste situazioni in cui qualcosa non può passare, non può essere accettato, va stoppato, va bloccato, perché non va bene. Certo, certo, possiamo esserlo anche noi nella vita quotidiana. Io sono assolutamente d'accordo con te. Piuttosto cerchiamo di capire qual è la nostra soglia che dobbiamo proteggere. Ma Quello è anche a il livello di senso. pensiero, cioè cominciamo sul piano più sottile. Possiamo fare il guardiano della soglia con i pensieri che accettiamo rispetto a quelli che rifiutiamo, perché a livello di pensiero avviene la prima modifica della nostra realtà, avviene quello che può essere che ci porta alla salute oppure no, a quello che ci porta in una situazione oppure no, per cui diventiamo guardiani della soglia anche sui pensieri che accettiamo, che facciamo nostri rispetto a quelli che non accettiamo perché non vanno bene. Sulle emozioni no, noi le viviamo le emozioni, però possiamo essere i guardiani della soglia sul perdurare di un'emozione negativa che alla fine ci ammala. Cioè, su quante cose possiamo essere guardiani della soglia che riguardano noi, la nostra interiorità, ma che possono guardare anche situazioni con gli altri.
Certo che sì. Assolutamente, assolutamente sì, sono d'accordo con te. Dovremmo capire qual è la soglia che dobbiamo proteggere, ma anche in che modo porci in queste Certo, condizioni. Perché non dobbiamo temere i guardiani della soglia che incontriamo? Qual è il motivo, perché secondo te, per cui non dovremmo temerli? mi viene in mente un principio cinese, quello del Wu Wei, che quando abbiamo un problema, una grossa crisi, abbiamo nello stesso tempo un'opportunità. Per cui se noi cediamo alla paura e evitiamo il superamento del guardiano, ovvero non vogliamo superare quello che dentro di noi va superato, e allora abbiamo paura, stiamo fermi lì, ma non dovremmo averla perché abbiamo tutte le potenzialità per superare quella cosa. Cioè quell'energia che si è fermata, bloccata, cristallizzata, coagulata in una paura, in un attaccamento, in un trauma che abbiamo vissuto, se lo svoltiamo e riusciamo a risolverlo, è una sorgente di energia che si slatentizza e che possiamo usare per la nostra trasformazione. Per questo non dovremmo averne paura, o quantomeno ce l'abbiamo sì, ma troviamo i modi per superarla. È un superpotere perché in È un effetti superpotere, possiamo sì. dimostrare di essere coraggiosi solo davanti alla paura, altrimenti torna al discorso di prima, è incoscienza, non è, è Sì, sì. imprudenza, inconsapevolezza, eccetera, non è Jung, coraggio. Jung in psicologia lui la chiamava la funzione di evoluzione, nel senso che tutto ciò che è latente, che è fermo lì, che pensiamo di non riuscire a fare, nemmeno di saper fare, se invece viene slatentizzato, viene risolto, ci porta anche a quelle piccole rinascite nella vita e al rivedere noi stessi, ma in maniera autentica, perché siamo quella cosa lì, non perché ci inventiamo qualcosa che non siamo, perché lo diventiamo davvero usando quelle energie con una trasformazione interiore che cambia. È un po' un bruciare le scorie, però si libera energia. Assolutamente sì, sono assolutamente d'accordo con te. Bene, Fania, dai, secondo me abbiamo detto tutte le cose più importanti. Se avete qualche proprio una o due domande dell'ultimo momento, le aspettiamo, ma mi sa che siete in fase già meditativa, state già riflettendo su tutte le cose che abbiamo detto. Per me, Vania, è stato molto importante questo scambio perché credo che in questo momento storico dell'essere umano e del pianeta abbiamo veramente necessità di riflettere sulle soglie in modo molto chiaro. Si stanno, come posso dire, c'è un nuovo ordine in generale. Non parlo soltanto del piano materiale, Fisico, ma in materiale. generale, sì, dopo il Mhm. 2012 in realtà no, sono cambiate tante cose. E il 2012 lo intendo come evento, non tanto come anno, no? Sì, sì. Sono cambiate tante cose, quindi sì, c'è non so, un cambio di guardia e quindi i guardiani si manifestano in modo anche molto più evidente, nel senso che c'è come se ci fosse una lotta alla soglia in questo momento, cioè guardiani che si manifestano in varie competenze diverse per varie soglie diverse. C'è anche qualche guardiano che ha abbandonato la soglia, c'è stato un passaggio nel 2012. Esatto. Mm, Insomma, diventa complesso, anche perché sì. qualcuno di quei guardiani è tornato, ma ha trovato un po' tutto devastato e quindi sta chiedendo aiuto. Insomma, è un momento abbastanza complesso in questo momento, però ecco, era importante confrontarci io e te, ma mettere anche a disposizione, insomma, il nostro confronto con il pubblico. Credo che, insomma, tantissime persone possano aver colto delle sfumature che possano essere utili anche a loro Utili. per Mm. quello che stanno facendo, eccetera, eccetera. Quindi sono molto felice di questo. E poi credo che fosse anche necessario proprio sigillare questo argomento in questo momento. Non so, luglio io la sento proprio come una grande soglia. In generale non ho mai capito perché l'ho Ah. sempre sentita, forse perché è il 7, il numero 7 dell'anno, diciamo, no? È il Il settimo mese di gradino. luglio, quando siamo al solstizio d'estate, che è appena successo a giugno, a luglio c'è la stagione nel segno, diciamo, a luglio entrando in Leone rimane proprio un segno fisso, per cui la cristallizzazione si fissa l'estate, però col solstizio d'estate c'è diciamo, la porta degli uomini, il solstizio, il sud è la Sì, porta degli uomini. Il nord è la porta degli dei, il sud è la porta degli uomini, nel segno del cancro. Per cui probabilmente con l'avvento dell'estate senti questa cosa. sì, luglio l'ho sempre sentito come l'ultimo gradino prima di, non ti so spiegare perché.
non l'ultimo per forza, ma quel gradino, boh, dove ti fermi a prendere fiato, che ne so, non lo so esattamente. Forse perché il numero 7 ho un particolare Vabbè, anche. rapporto col numero 7, non so esattamente, però anche proprio in questo anno, sigillare questa, ricordare le soglie, ecco, in questo momento qua, quindi credo che potrebbe essere utile. Grazie Vania, Grazie a magari te. facciamo qualcos'altro anche sotto altri aspetti, tanto adesso ne approfitto anche per dire che insomma questa settimana poi io partirò col corso di sensorialità e anche Vania farà il corso con me, quindi avremo occasione di scambio di cose sicuramente per fare altri contenuti per qualche anno a venire con la scusa del corso. Quindi cioè, teniamoci in contatto per future collaborazioni insieme di altro tipo. Ricordatevi assolutamente di andare a cercare Vania sul canale YouTube Il Riflessometro, di guardare il suo blog perché comunque sì, bellissimi video, però tantissime persone ancora prediligono il vecchio articolo, no? Quindi La andate ancora lettura. a vedere il blog in questo senso. Grazie di cuore, Vania, per aver contribuito alla buona riuscita di questa analisi sul Guardiano della Soglia. Io ringrazio te tantissimo di questo invito e saluto tutte le persone che ti seguono di cuore. Ciao a tutti. Ciao. Allora, io Ciao. saluto tutti quanti quelli che ci stanno seguendo. Ho visto che ci sono ancora delle domande. Bruni, scrivimi una mail così ti rispondo specificatamente su questo argomento. Insomma, se avete domande più specifiche sulle tematiche che porto avanti io, mi raccomando, mandatemi le mail o scrivetemi in privato. Sarà mia premura a rispondervi. Vi ringrazio assolutamente per avermi seguito, ho visto che siete stati molto interessati, ci fanno i complimenti perché siamo belle, quindi Oh, che ringraziamo. carini. Ringraziamo, grazie a Rosella per questo complimento, grazie Elia, grazie a tutti. Vi ricordo gentilmente di mettere mi piace, condividere, se potete fare una donazione, contribuite perché io sto sempre assottigliando la possibilità di fare contenuti tutte le settimane proprio per quello, ragazzi, perché comunque mi serve anche un po' di supporto, quindi se potete aiutatemi. Vi ringrazio profondamente, saluto tutti, tante mani che ci salutano. A presto, in buono, a Zibi. Ciao ciao.